Qui ci troviamo a San Briccio, sulle colline ad est di Verona, in un ristorante storico. Quest'anno facciamo i 45 anni di attività. È stato aperto dai miei genitori e abbiamo delle specialità sia venete che trentine. Il locale si trova su una bella collina a 200 metri di altitudine con una bella vista sulla valle di Marcellise. Siamo vicini a Verona, sono solo una decina di chilometri dal centro. Per la stagione estiva abbiamo anche una bella terrazza fresca, ombreggiata, dove c'è sempre un po' di aria anche nelle giornate più calde. Questa terrazza è vicina a una delle prime case del paese, una casa storica. Bene, benvenuti a San Briccio. San Briccio è una delle 3 frazioni del comune di Lavagno, con Vago e San Pietro compongono appunto il comune, ed è un paesino in collina ed è un po' il nostro borgo a cui teniamo in modo particolare. Il paese è sovrastato da un forte, il forte San Briccio appunto, elemento caratteristico del luogo, che fa sì che diventi un po' il punto di riferimento per chi vuole fare una visita fuori porta, affascinato non solo dall'ambiente collinare, dalle caratteristiche appunto di borgo del paese, ma anche da questo manufatto particolare. Accoglie un'associazione che si chiama l'Ombra del Forte, che organizza, gestisce un po' tutta l'attività. In questo vengono contemplate altre attività, come può essere Volcana, una kermesse di musica, spettacolo, arte, che è organizzata da un gruppo di ragazzi dell'Officina Fotonica, ma il paese propone anche altre soluzioni, altre proposte, come potrebbe essere appunto Vino in Corte, un appuntamento annuale che prevede la degustazione del vino, elemento principale del nostro territorio, oltre all'olio, e proponendo appunto questo percorso all'interno delle corti del paese, visitando, degustando e condividendo un po' tutto quello che può essere il nostro prodotto. Forte San Briccio è un forte italiano del 1882-1888. Dal 2013 presso Forte San Briccio opera un'associazione, si chiama l'Ombra del Forte, che ha lo scopo di portare avanti un piano di valorizzazione secondo il quale poi, una volta realizzato, il comune diventerà proprietario del forte stesso. Il lavoro che è stato fatto per portare avanti questo piano è stato ingente ed il forte era un po' in stato di abbandono, e attraverso il lavoro di molti volontari, ciascuno con le sue specifiche competenze, ora il forte è visitabile e addirittura è anche utilizzabile per eventi, come dimostra gli eventi che sono stati fatti anche quest'estate con alcune associazioni di ragazzi. Volcana è un festival che facciamo qui al Forte San Briccio, è un festival di arte, di musica. È un festival di arte e musica che organizziamo qui a Forte San Briccio, organizzato da noi di Associazione Officina Fotonica, che lavoriamo qua nel territorio di Lavagno e nello specifico all'interno del Forte di San Briccio. Cosa significa Vulcania? Vulcania è una manifestazione internazionale in cui ha partecipato anche Peppe Leone e John Gibb King, che è l'inglese di Liverpool, violinista. E Vulcania praticamente è una manifestazione internazionale che ha compreso gli artisti dalla Scozia, dall'Irlanda, dal Brasile, italiani,
e poi anche dei cantautori nell'ambito di musica pop, rock pop. Ciao, io sono Stefano Brusco, titolare della Beccia Tega, San Bricio di Lavagno. Il bar era di mia nonna e da 5 anni ho preso gestione io questo bar. L'ho impostato sulle birre e un bar storico, quasi 100 anni esiste. Qua siamo al Virencorte e una manifestazione si fa una volta all'anno, è già la 13° anno che lo fanno e venite a trovarci. Salve, sono Corrado Polinari, sono responsabile di Verona Soccorso. Il nostro ente svolge attività ormai dal lontano 1990 attraverso le sue varie trasformazioni in questo territorio. Siamo l'unica postazione di zona di emergenza territoriale del 118 e siamo sempre stati qui nelle zone di Lavagno, di San Bricio, e abbiamo anche la parte del nostro volontariato che proviene da Lavagno e dalle sue frazioni. Fare il volontario è quella cosa che quando ricevi la persona che sei riuscito a soccorrere o a aiutare in qualunque forma, che viene e ti dà la mano per ringraziarti, è una cosa che vale più di 1000 stipendi.